Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Arrestato il reggente del clan di Porta Nuova a Palermo. Giuseppe Auteri era latitante dal 2021. Sorpreso dai carabinieri in casa da solo, era armato. A Sicilia 24 parla l'unico imprenditore che si è ribellato al pizzo e ha contribuito all'operazione antimafia allo Sperone di Palermo. Ribellatevi e denunciate. Azzerato il mandamento di Trabia, il blitz con 19 arresti ha ricostruito gli assetti del clan ramificato in tutto il comprensorio palermitano. Mio figlio innocente soffre nell'anima, parla la madre di Filippo Mosca, il siciliano condannato in Romania per droga. Giovedì il processo d'appello. Botte con bastoni e mazze da baseball. In un video la rissa tra un gruppo di giovanissimi a Biancavilla. 8 denunciati, 5 sono minorenni. Catania caccia il pirata della strada che ha travolto e ucciso un anziano di 93 anni in Corso Italia. L'attenzione si concentra su un'auto bianca di grossa cilindrata. 3.000 trapianti in 25 anni ed una prospettiva di ricerca e terapia innovativa all'ISMET di Palermo, l'ospedale italo-americano che inverte il trend dei viaggi della speranza. Calcio, Catania brutto e impacciato contro il Monterosi, penultimo in classifica. Solo nel finale i rossazzurri evitano la sconfitta al Massimino. Vola invece il Messina che si avvicina alla zona playoff. È finita la latitanza del boss Giuseppe Auteri, 50 anni, ricercato dal settembre 2021 e considerato il reggente del mandamento di Porta Nuova. L'indagine sul capomafia palermitano è stata coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia. Auteri era riuscito a sfuggire al blitz denominato Vento, scattato dopo l'omicidio del boss Giuseppe Incontreri. Il boss si trovava in via Giuseppe Recupero, nella zona di via Oreto, in un appartamento. Era solo, armato e aveva con sé una pistola. È stato sorpreso dall'arrivo dei carabinieri che da tempo erano sulle sue tracce. Giuseppe Auteri, soprannominato Vassoio, ha scontato una condanna per associazione mafiosa a 8 anni di reclusione per un'estorsione alla società che produceva la fiction Squadra Antimafia. Tornato in libertà avrebbe preso la guida della famiglia, riuscendo in breve tempo a gestire una latitanza non semplice a Palermo e scalandone i vertici. E nell'operazione che ha azzerato i nuovi boss che taglieggiavano i commercianti allo Sperone in altri quartieri di Palermo, un solo imprenditore ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo. Ribellatevi e denunciate, dice ai suoi colleghi commercianti. Ci accoglie nel suo studio che si affaccia su una delle parti più belle della città. Lui è Giuseppe Piraino, imprenditore edile, l'unico ad aver denunciato il pizzo nell'operazione che ha portato in manette 9 persone tra lo Sperone e Brancaccio, dopo l'omicidio di Giancarlo Romano. Piraino per la terza volta ha denunciato chi gli ha chiesto di pagare una tassa alla mafia, dopo che la sua ditta era impegnata in un lavoro di ristrutturazione in via Messina Marine. L'unica cosa molto importante che fa clamore e mi fa veramente piacere, ne vado orgoglioso, è che i miei stessi operai hanno fotografato questi farabutti che sono venuti a chiedermi il pizzo, oltre che io naturalmente ho sempre le videosorveglianze, i miei sistemi di controllo, ma questa volta ho avuto molto supporto proprio dai miei ex collaboratori. Dì al tuo titolare di mettersi a posto, così è scattata la denuncia. Come al solito vengono, chiedono di parlare col titolare, dite al titolare che si deve mettere a posto, vedete che finisce male, le solite parole da copione. Quello che fa male è vedere una società come Palermo, una comunità che purtroppo non prende ancora l'iniziativa della denuncia, non è un fatto dato per scontato, anzi bisogna lavorare molto. Oltre 14 episodi di estorsione senza nessuna denuncia, nell'operazione di ieri numeri inquietanti. Questa è la cosa appunto che rientra nel sistema più che altro mentale delle persone, è questo che ci distrugge, è intrinseco in alcuni di noi purtroppo, non in me di sicuro, che questo atteggiamento, questo tipo di realtà sia conclamata e si debba pure appoggiare. Un messaggio per tutti i commercianti taglieggiati che non denunciano. Io do un messaggio a loro, io sono un padre di famiglia, 4 figlie femmine. Lo so che fa paura, lo so che non ci si dorme la notte, ma è un fatto di dignità personale. Ognuno di noi è libero, deve essere libero di poter pagare quello che vuole comprare, non per estorsione. Quindi ribellatevi e denunciate questi farabutti.
In questa ricca pagina di iniziative e di successi delle forze dell'ordine c'è anche il blitz contro la mafia delle Madonie. Roberta Lunghi. Nella mafia che si riorganizza e definisce capi e reggenti c'era anche quella del mandamento di Trabia, che nella notte ha subito un duro colpo fino all'azzeramento dei nuovi componenti che stavano prendendo sempre maggiore potere sul territorio. I carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Termini Imerese di Palermo hanno infatti eseguito 19 misure cautelari firmate dai magistrati della DDA di Palermo guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. In carcere sono finiti capi e affiliati delle famiglie di Termini Imerese, Caccamo, Trabia, Vicari e Cerda a seguito di indagini partite nel 2015. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, lesioni personali, minacce, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, trasferimento fraudolento di valori, furto in abitazione, favoreggiamento personale, turbata libertà degli incanti commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Gli approfondimenti investigativi hanno messo in luce il nuovo organigramma del mandamento mafioso di Trabia, ma anche delle famiglie ad esso collegate, dopo l'incisiva azione di contrasto di un'operazione antimafia del 2016 che aveva documentato legami e connivenze con i mandamenti mafiosi limitrofi. Cambiamo argomento, torniamo ad occuparci del caso di Filippo Mosca, il giovane siciliano condannato per droga in Romania. In attesa del processo d'appello parla la madre, Ornella, e dice si è sempre dichiarato innocente, la sua è una sofferenza dell'anima. Emanuela Corsi. Mi manchi, Giaguaretto, di quella mancanza che ti manca la terra sotto i piedi. Mi manchi tu e mi manca la me stessa di 10 mesi fa, quando tutto è cambiato e le nostre vite sono andate in frantumi. È l'inizio dell'ultimo post che Ornella dedica al figlio Filippo. Nel video si vede lei da giovane che tiene in braccio il suo bambino in un giorno di festa. Era il 1997. Sono passati anni da quei momenti spensierati. Oggi Filippo è detenuto in un carcere romeno dopo la condanna a 8 anni e 6 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Giovedì inizierà l'appello. Ornella da Londra, dove vive, volerà in Romania, ma le speranze che i giudici possano ribaltare la sentenza, ci dice, sono poche. Stiamo vivendo con grande ansia, con grande paura che la sentenza che è stata emessa in primo grado venga confermata anche in appello. Filippo è molto spaventato, psicologicamente davvero provato. Ornella ci racconta anche come sta il figlio. Dopo le denunce sulle condizioni disumane di detenzione e l'intervento dell'ambasciata, Filippo è stato trasferito in un'altra cella e gli è stato offerto un supporto psicologico, ma non nella sua lingua. È stato spostato in una cella più piccolina, quindi chiaramente è incolume rispetto ad aggressioni anche pesanti che aveva subito all'interno del carcere in una cella con altre 23 persone. Le condizioni di detenzione non sono fra le migliori, chiaramente c'è un problema strutturale lì di igienico-sanitario, ma anche di organizzazione del penitenziario stesso. Stanno 24 ore su 24 a fissare il soffitto. Il dramma del giovane nisseno e della sua famiglia inizia a maggio del 2023, quando con la sua ragazza e un'altra coppia di amici decidono di partire dalla Sicilia per andare in Romania al famoso Sunway Festival. L'ultimo giorno, prima del rientro in Italia, una loro conoscente gli chiede il favore di farsi recapitare nel loro albergo un pacco che era in ritardo e che contiene cosmetici. Dentro al pacco, invece, la polizia troverà 150 grammi di marijuana, chetamina ed ecstasy. Filippo si è sempre dichiarato innocente ed è per questo che chiaramente la sua sofferenza è proprio una sofferenza dell'anima. E adesso veniamo a una rissa tra giovanissimi a Biancavilla inchiodati dai sistemi di videosorveglianza. Giussi Lazzara. La rissa c'è stata, anche se quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato i ragazzi a chiacchierare su una panchina. Il 20 novembre del 2023 una chiamata al 112 avvertiva di una lite nella zona Casina, vicino al giardino di Piazza Martiri di Ungheria a Biancavilla. 2 gruppi di ragazzi se le davano di santa ragione con una mazza da baseball e un bastone di legno. All'arrivo dei carabinieri però tutti avevano negato di aver litigato.
Nonostante quella sera non sia stato possibile ricostruire che cosa era accaduto, i carabinieri, analizzando i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona, hanno scoperto quello che realmente era avvenuto. Così sono partite le denunce in stato di libertà: 8 ragazzi, 5 minorenni per rissa aggravata. 2 di loro, un 16enne e un 21enne di Adrano, sono stati denunciati anche per porto di armi e oggetti pericolosi. Dalle registrazioni sono state individuate anche le targhe delle autovetture che erano parcheggiate vicino alla piazza. Così, convocati in caserma, i 3 proprietari, accompagnati dai figli minorenni, hanno ammesso lo scontro tra un gruppo di ragazzi di Adrano e uno di Biancavilla. Utili anche i video che gli stessi ragazzi, 2 minorenni e 3 maggiorenni che avevano già avuto denunce penali, avevano postato sui social. La droga era nascosta sotto la targa dell'auto all'interno del paraurti. La Guardia di Finanza ha trovato 4 kg di cocaina divisa in panetti per un ricavo di circa 700.000 euro. Arrestato il conducente, un uomo di origini nissene, fermato durante un controllo a San Gregorio di Catania. Infallibile il fiuto del cane antidroga Escort. E ancora cocaina ed hashish sono stati trovati in un garage al villaggio Sant'Agata a Catania. La droga era nascosta tra le cianfrusaglie e gli attrezzi da pesca. I carabinieri hanno anche sequestrato materiale per il confezionamento dello stupefacente, bilance digitali ed un quaderno con nomi e cifre probabilmente riconducibili agli introiti dell'attività. Il GIP ha convalidato l'arresto per un 43enne. E a Catania caccia al pirata della strada che ha travolto ed ucciso un 93enne in Corso Italia. Si cerca un'auto bianca e di grossa cilindrata. Tonino De Mana. Una rosa in ricordo di Agatino Botta, e leggiamo testualmente: qui è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Ci troviamo in pieno centro, Corso Italia a Catania, e sopra la nostra testa una telecamera. Un'auto di grossa cilindrata di colore bianco, Audi o Mercedes, ed un uomo di mezza età. Sono questi gli unici indizi per cercare di risalire al pirata della strada che ha investito Agatino Botta, morto a 93 anni in seguito alle ferite riportate nell'incidente. La telecamera che vedete in queste immagini potrebbe aver filmato tutto, tanto che gli investigatori stanno visionando frame su frame per risalire all'identità dell'investitore. Se qualcuno ha visto qualcosa, avverta la polizia. È l'appello lanciato dai familiari, che poi si sono chiusi nel silenzio e nel dolore. Comprensibile, per una morte assurda, per un episodio avvenuto in pieno giorno ed in pieno centro. Possibile che nessuno abbia visto nulla? E ci sarebbe anche un particolare inquietante: l'automobilista sarebbe sceso dalla macchina dicendo ai presenti che l'anziano era caduto da solo prima di allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce. E l'appello sarebbe proprio rivolto a quei passanti che avrebbero sentito il pirata della strada. Sul luogo dell'incidente in tanti si fermano, osservano ed ammettono. Evidentemente c'è molta disattenzione e poco controllo. Molta improvvisazione, ecco, ma non ci sono vigili urbani. Tra l'altro lei noterà che anche su questi marciapiedi posteggiano in maniera selvaggia, i pedoni non possono attraversare perché ci sono le auto posteggiate sulle strisce pedonali. Che lo trovano e paga, perché una che deve soccorrere, io qua ho 70 punti, nessuno mi ha aiutato ad alzarmi. Sulla vicenda indaga la polizia, ma tutti possono contribuire alle indagini, senso civico permettendo. Il sindaco trentino annuncia che ha stanziato in bilancio le risorse per l'assunzione di 100 vigili urbani a tempo indeterminato, consapevoli, dice tuttavia, che sono solamente una goccia nel mare per le esigenze dell'amministrazione, che avrebbe bisogno di oltre 500 unità di vigili urbani. L'Ismet di Palermo è giunto al trapianto numero 3000 in 25 anni. Oggi la giornata per fare luce sul centro di rilevanza internazionale, grazie anche alle storie di alcuni trapiantati. Roberta Lunghi. 3.000 trapianti effettuati dal luglio 1999. Sono i numeri dell'Ismet di Palermo, l'Istituto Mediterraneo di Trapianti e Terapia ad Alta Specializzazione, in partnership fra Regione Siciliana e UPMC di Pittsburgh negli Stati Uniti. 2.400 i trapianti da donatore cadavere, 600 da donatore vivente, 342 i trapianti pediatrici. Con il 10% dei pazienti provenienti da altre regioni italiane per eseguire un trapianto, il 5% giunto da altre nazioni,
anni, Ismet è diventato un centro di riferimento nazionale e internazionale per i siciliani, un vero stop ai viaggi della speranza e il rinsaldarsi del processo contrario, e cioè di persone che si spostano dal nord verso Palermo. Emblematico il caso di Gino, arrivato in Sicilia da Verona. Io sono stato trapiantato di polmoni in seguito ad una malattia genetica tremenda che è la fibrosi cistica e che nei miei anni portava alla morte. Ho potuto beneficiare di un donatore siciliano, per cui mi sento siciliano. Per i trapiantati è sempre una nuova nascita. La vita mi è cambiata, l'apprezzi di più. Sono tanti i fattori diversi rispetto a prima. Ma gli organi a disposizione per i trapianti non sono sufficienti. Serve spingere sulle donazioni, ma non solo. Non ci saranno mai organi sufficienti per tutti i pazienti in lista di attesa. Dobbiamo trovare altre modalità per curare i nostri pazienti, le terapie cellulari, la medicina rigenerativa. In questo la Fondazione Rimed con i suoi ricercatori, ma anche i ricercatori di Ismet, potranno giocare un ruolo fondamentale in futuro. La paziente numero 3000 è stata una bimba di 8 anni affetta da una malattia rara che può causare insufficienza epatica. Il trapianto è stato eseguito con successo utilizzando lo split liver, la tecnica della suddivisione del fegato che permette di salvare 2 pazienti con un solo organo. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. L'attrice e cantautrice Clara, dopo il successo di Mare Fuori e Sanremo, presenta il suo primo album a Catania, grande accoglienza da parte dei fan. Simona Mazzone. Brava, bella e talentuosa, lei è Clara Soccini o semplicemente Clara, reduce da una serie di successi tra televisione con Mare Fuori e Palco di Sanremo nell'edizione appena conclusasi. A dicembre, dopo alcuni inediti e collaborazioni nel panorama musicale, vince Sanremo Giovani e adesso pubblica il suo primo, di nome e di fatto, album. Catania ha incontrato i tantissimi fan tra una foto e un firmacopie. Sono molto felice di essere qui durante il mio in-store tour, è il mio primo in-store tour del primo album, quindi c'è tanta emozione. Ora questa è l'ultima tappa, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Nella serie TV del momento, Mare Fuori è arrivata nella 3ª stagione dove interpreta Giulia o Crazy J, controverso personaggio appassionato di musica trap che frequenta ambienti poco raccomandabili. Da Mare Fuori a Sanremo, cos'è meglio, recitare o cantare sul palco? La musica mi ha portato a Mare Fuori perché avevo la fortuna che tra i miei pochi ascoltatori delle mie canzoni che erano già uscite ci fosse il regista di Mare Fuori, quindi è sempre tutto collegato alla musica che è la mia passione di sempre, però devo dire che recitare è stata una bellissima esperienza. E poi il successo di Sanremo con un testo impegnativo, diamanti grezzi, che invita ad accettare le proprie insicurezze. Sì, l'essere se stessi secondo me è un po' quello che dovremmo fare tutti, l'accettarci, però ovviamente è molto difficile, a dirsi è molto più semplice, però è figo anche essere dei diamanti grezzi. E prima della pagina dedicata al calcio giocato siamo andati a sentire l'umore dei tifosi rossazzurri che vogliono suonare la sveglia ai calciatori all'indomani dell'ennesima occasione mancata dal Catania. Eva Spampinato. Mangia! Buona da fischizza! Buona, come Catania, buone. Secondo lei oggi di cosa parliamo? Del Catania, no? Sì, ha giocato benissimo il Catania, siamo grandi. Io sono soddisfatto di questa prestazione che fa. C'è ironia nell'aria, è l'unica arma rimasta? E solo questa ci è rimasta. Grazie a Lucarelli e a questa bella squadra che abbiamo, disgraziati io di noi che ci siamo. Vergogna! Svegliatevi! Dall'esaltazione alla delusione? Una delusione veramente, però non lo so, il presidente è buono, la squadra c'è, non c'è gioco. Oggi c'è nervosismo.
Sì, forse solo oggi. Ma ormai ci siamo abituati comunque, non è che fa una partita buona il Catania e 5 tinte. Secondo me se ne ha l'allenatore. Ha perso mai il controllo della squadra, non ha schemi, non ha niente, non ha soluzioni e cerca sempre giustificazioni. Chi tu era dentro? Chi stai cantando ancora di chi l'allenatore? Ora svegliatevi! Sono stato attento per vedere sceniamo. Io ci stanno giocando. Forse per il Catania ci vorrebbe un bel urlo, anzi una vociata tipica catanese come la tua. Ora svegliatevi! Ci rifaremo, io ci credo. Sempre forza Catania. E dopo la pubblicità sentiremo l'analisi della partita da parte dei nostri commentatori sportivi, subito dopo la pubblicità. E dunque il Catania, siamo alla pagina sportiva, prosegue la sua marcia a singhiozzo, brillante almeno per i risultati in Coppa Italia, spesso inguardabile in campionato ed è successo anche ieri. I rossazzurri sono 15esimi in classifica. Marco Carli. Terzultimo attacco del campionato e in graduatoria ultimo posto utile per evitare i play-out che restano lontani 6 punti grazie al pareggio del Taranto in casa della Turris che era andata in vantaggio. Numeri, ma non sono solo quelli a condannare il Catania dopo il pari interno in rimonta con il Monterosi penultimo in classifica. Sterilità offensiva, difficoltà a creare gioco e in generale poca grinta. Lucarelli la vede così. Purtroppo non siamo riusciti a ricaricarci nessuno dopo la partita di mercoledì. Abbiamo portato le scorie della fatica e anche sotto certi versi della vittoria. La partita è avara di emozioni, ma il demerito è del Catania. Dopo il successo in Coppa ci si aspettava altro. Ho provato a riconfermare in blocco il gruppo di mercoledì, salvo dove avevamo giocatori infortunati, però purtroppo col senno di poi sarebbe stato meglio cambiarne 10 e giocare con giocatori riposati. Il Monterosi va in vantaggio nel primo tempo grazie a Rossi su cross di Usepi. Il Catania non reagisce, Lucarelli prova a cambiare uomini e sistema di gioco, passa la difesa a 3, ma il primo tiro in porta della partita arriva dopo 80 minuti con Costantino. Il secondo, quello di Conte, su sponda di Curado, vale l'1-1, ma non placa l'ira e la delusione dei tifosi a fine partita. Caso di guardarsi le spalle adesso? No, ora io non direi così, non sarei così pessimista, io non ero così euforico dopo la partita con Rimini, non sono nemmeno pessimista, ripeto, è la partita che purtroppo ci aspettavamo che è stata e ce l'aspettavamo. Con la vittoria di Brindisi il Messina si è avvicinato alla salvezza diretta ed è tornato in corsa per la qualificazione ai play-off. Sentiamo Sergio Colosi. Salvezza blindata e speranze di play-off sono i due temi ricorrenti nell'analisi della gara vinta a Brindisi. L'entusiasmo e la qualità del Messina hanno prevalso sulla disperazione dei pugliesi, come evidenziato dal capitano Nino Ragusa. Sicuramente non era una partita facile perché quando giochi contro l'ultima in classifica ci può essere sempre la trappola dietro l'angolo. Siamo stati bravi noi a partire subito forte, a interpretarla bene. Credo che la squadra si sia comportata benissimo oggi, eravamo messi bene in campo, abbiamo rischiato veramente poco e questa unità ha fatto sì che arrivasse una vittoria comunque abbastanza netta. La salvezza matematica è dietro l'angolo, poi spazio al sogno dei play-off. Per sentirsi liberi mentalmente mancano ancora 2-3 punti, poi dopo possiamo vedere se riusciamo a liberarci mentalmente, anche perché io come tutti i miei compagni non dimenticheremo mai il periodo negativo che abbiamo avuto, tutte le critiche che ci sono state, quindi come era giusto che sia. Credo che in questo momento dobbiamo goderci la vittoria, goderci quello che è questo periodo. Se la classifica dirà e il calendario dirà che possiamo pensare ad altro, lo faremo. Messina ha già proiettato al prossimo impegno. Mercoledì al Francoscoglio c'è il Crotone, ferito dalla rimonta del Giuliano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.